Spero solo che finisca il più presto e si risolva nel migliore dei modi, ecco, solo quello. È stata una tragedia difficile da dimenticare, che ti segna per tutta la vita. Ci aveva detto così nell'agosto del 2017 alla manifestazione delle Pro Loco a Venezia Walter Scapol, mentre già pendeva su di lui la richiesta di rinvio a giudizio per la tragedia del Molinetto. Le Pro Loco si erano mobilitate, troppa burocrazia, troppi costi, troppi rischi per chi, pur facendo volontariato, si espone in prima persona. 10.000 firme consegnate nelle mani del governatore Zaia, da sempre solidale con le associazioni sparse nel territorio, come dimostrò anche in quell'occasione. Io sono venuto per questo in piazza, per ringraziarvi, per dire che questo principio non passerà per quel che ci riguarda. Noi vi diamo assistenza legale su sta partita, perché non esiste che perdiamo... Zaia che accoglie con soddisfazione la notizia della soluzione di Scapol e degli altri 3 imputati. Direi finalmente la fine di un incubo e la fine di quello che è stato un grosso tormento per queste 4 persone, e soprattutto non si fa passare il principio per cui c'è in ogni caso sempre la responsabilità della Pro Loco o del volontariato che si dà tanto da fare per la comunità, e come in questo caso si è ritrovato, e penso al presidente Scapoli, in mezzo a un casino immane. E dall'altro va comunque è sempre la mia vicinanza alle famiglie. Ricordiamo che 4 persone hanno perso la vita, però è bene che oggi il magistrato e il tribunale abbia fatto chiarezza sulle modalità, e esonerando ovviamente i 4 da qualsiasi responsabilità. L'avviso è anche per la gente, il pubblico. Non può passare il concetto, dice Zaia, che se si va a feste e sagre la responsabilità ricade completamente sugli organizzatori. Anche in quest'ottica la sentenza del Tribunale di Treviso acquisisce valore. È un grande segnale, lo è per queste 4 famiglie, lo è per Scapo, il presidente della Pro Loco, ma lo è in particolar modo poi per tutta la comunità e del volontariato, una comunità che è stata messa sotto accusa e che comunque ha dovuto, volente o nolente, anche tirare il freno a mano rispetto alla voglia di fare e di organizzare. Ricordo ai cittadini che le Pro Loco lavorano gratuitamente a beneficio delle comunità.